spinta Skeleton, categoria Ladies. La sua gara senza aeronautica. 5,57 il tempo di Elena Scarpellini. La seconda a partire è Valentina Bargaglio delle Fiamme Azzurre. Anche gli applausi degli atleti accorrenti il video sportivo di Valentina. Prestazione migliore quella di Valentina finora rispetto alla collega dell'aeronautica. Ed ora a scendere per il Bob Club Cristà Alessandra Fumagalli. La forza, la tecnica, la capacità di stare veramente quasi adesi al terreno, in questo terreno, ma poi nella vera disciplina dello skeleton sul ghiaccio con tutte le difficoltà in più. Ed è pronta a partire. La prossima, la quarta nella categoria Skeleton Ladies, corre per l'amateur Sport Ferragna e Sophie Falkensteiner. Non si riuscirà a fare meglio delle precedenti concorrenti Scarpellini, Bargaglio e Fumagalli. La partenza Sophie Falkensteiner. La discesa della presa del motore Sportferragna 6,21, seconda della spinta della sua Skeleton, e l'ultima per quanto riguarda la categoria Lady dello Skeleton, lo Club Antigorio, Alessia Crippa. Per il 5. Atleti ovviamente che partecipano a questa gara e anche le più giovani, soprattutto le più giovani, che guardano in prospettiva verso anche alle Olimpiadi dopo la vittoria della candidatura Milano Cortina, quindi lo Skeleton e il Bob Bombaduro 4. Di Cortina Pezza nel 2006.
No, è nuova. No, ma sono vecchio. Aspetta, carino. Sì. Metti 6, non arriva ancora alle 3. Quella mi frena così. Ora una breve pausa e poi ci sarà la prima manche per quanto riguarda lo skeleton uomini e poi avremo anche una parziale classifica della prima manche per quanto riguarda lo skeleton delle ragazze, delle ladies, in questi campionati italiani 2019 di spinta skeleton e Boba 2. Partiranno dopo appunto gli uomini dello skeleton. Skeleton, disciplina spettacolare per cui il rappresentante più forti in Italia sarà sicuramente Stefano Ciagaspari Mulla, il suo soprannome, ora infortunato, ancora reduce da un infortunio che non gli permette di essere presente quest'oggi in gara, ma poi sarà sicuramente qui sugli spalti e lui andremo a fare qualche domanda soprattutto per il suo ritorno in gara, ritorno all'allenamento e alla gara, alla effettiva competizione della rappresentante più forte dello skate italiano, come è stato suggerito. Può partire anche la prima manche dello skeleton senior uomini, il primo per l'amateur Sportverein e Manuel Scherzer. La prima manche per Manuel Scherzer. Ricordo due manche per la categoria, questa è la prima manche, ricordate se fosse la prima per le donne dello skeleton, gli uomini corre Riccardo Possenti ora sulla pista. Riccardo Possenti ancora in 5,32, la sua poca spinta. Possenti, il prossimo sul pistino di spinta di Cortina corre per lo cicletto Antigorio Gabriele Marenchino, casco in testa appena lasciato per la partenza sulla sua slitta, sul suo skeleton.
prima mancia. Sulla pista di spinta Renzo Alverà, pronto un altro atleta del Bobak Cortina, Amedeo Bagnis, quindi sistemato lo skeleton, pronto anche Amedeo per la sua performance, ricordo prima match dello skeleton maschile. Amedeo Bagnis soddisfatto della sua performance verso le botte Cortina, un altro ora alla partenza cancelletto tra Augusto Pietro Trovanti, quello dello stesso club della botte Cortina, storico, più antico club attivo di bob e discipline ovviamente affini come lo skeleton argentino. Pietro Augusto Trovanti, quindi diverso agilitare tecnica nella sua vita, la sua prima mancia con 5-14. Ed ora avremo l'ultimo concorrente dello skeleton senior uomini, prima mancia, ricordo ci sarà una seconda. La prima sorpresa sarà anche il Boba 2, ultimo concorrente della prima mancia dello skeleton senior uomini è corre per il Bob Club di Cristallo Francesco Pellicani. Il tempo per Francesco di 5:28. Maschile, poi verrà funzionato il Boba 2 sulle corsie di spinta e vedremo la partenza 4 equipaggi. Farina De Renzis, Farina per il Bobcat Cristallo, De Renzis per il Bobcat Cortina, Ughi e Monte, il primo per l'aeronautica, il secondo per il Bob Team Alessandria, Baumgartner e D'Alessandro per Azzurre, rispettivamente e Bobcat Cortina, così come anche Variola e Accioli per Azzurre, Bobcat Cortina. Tra pochi minuti sulla pista Renzo Alverà, pista di spinta del centro sportivo Antonio Rodrigo di Cortina Testa. A proposito di skeleton, come detto si è conclusa anche la prima mancia della prova degli uomini per quanto riguarda la spinta, ne avevamo anticipato appunto in precedenza dell'assenza forzata di Mattia Gaspari, il più forte rappresentante di questa disciplina in Italia, ci abbiamo proprio qui accanto a noi. Buongiorno Mattia, innanzitutto come stai? Quindi sei fiducioso, non sei preoccupato, ti manca correre sicuramente, però la preparazione atletica sta andando bene per il meglio, non hai al momento nessun problema, è solo questione di tempo. Esatto, solo questione di si bello, pronto per la stagione invernale, per la stagione
sulla pista vera e propria, sarai sicuramente sul ghiaccio, diciamo così. Sì, a autorizzazione del giro per l'Europa e inizierò appunto a scendere la fase di iniziare da qui. Perfetto, in bocca al lupo Mattia, grazie, ci vediamo all'Italia. Grazie. Poi, ciao. Pronti per la prima manche del Bomba 2, il primo equipaggio a scendere è quello formato da Farina De Renzis, Farina del Bomba Cristallo, solo 16 anni, quindi prima esperienza per lui in questa prova di Bomba 2 di spinta, arriva dal nuovo bordo, ecco in partenza i due atleti. Della Bomba Cristallo, prova Carlotina. Anche in questa disciplina ricordo due manche, questa è la prima, scesi De Renzis e Farina, bravi due atleti, ora invece correranno la coppia Ughi Monte dell'Aeronautica e del Bob Team Alessandria. Per la coppia facilmente più esperta, Ughi Monte per la spinta dei due atleti effettivamente in prima mancia per loro, come per tutti gli altri atleti che finora sono scesi. Si va con il quarto equipaggio, Baumgartner D'Alessandro, Fiamme Azzurre per Baumgartner, Bob Cortina per D'Alessandro. Riportano il Boba alla sede per la partenza dei colleghi Variola e Accioli, Fiamme Azzurre per Variola e Bobcat Cortina per Accioli. Questo è l'ultimo equipaggio della prima manche del Bomba 2 spinta campionato italiano 2019. Seconda mancia, sempre partendo dalle ragazze della Skeleton e poi gli uomini per concludere con la seconda mancia della Bomba 2, degli equipaggi della Bomba 2. Ciao. 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 Volevo andare a
sì, l'uso sta passando al sociale. Abbiamo qui, no? Dopo, andiamo a Stefano Longo. Prima. Abbiamo qui con noi Stefano Longo per la federazione, giusto? E per quanto riguarda anche questo evento, questo evento importantissimo, che poi è un primo step in dopo la vittoria, la candidatura olimpica verso quello che è il progetto diciamo principe per i prossimi anni delle Olimpiadi del 2026 a Milano Cortina. Buongiorno. Sì, dico bene. Questo evento è stato ripreso dal Club Club Cortina l'anno scorso, è un tempo che non si faceva più. Quest'anno direi che la partecipazione è doppia rispetto all'anno scorso, molto contenti dell'organizzazione, siamo soprattutto molto contenti del gruppo di giovani atleti che è arrivato, perché sebbene è stato un gruppo storico, ancorché siamo tutti ragazzi effettivamente molto giovani, e questo ci fa veramente ben sperare per il futuro. Le attività estive nell'ambito delle due specialità Bob e Skeleton sono fondamentali e Cortina rappresenta sull'impianto di Fiannes un luogo eccezionalmente di qualità per essere dedicato alla preparazione delle squadre, quindi piscina di spinta risolverà, la pista d'atletica e in un futuro la preparazione della palestra in ambito sopra il negozio di Morocco, quindi è un contesto veramente eccezionale per la preparazione delle squadre nazionali che abbiamo voluto fortemente in questi 15 giorni qui a Cortina, e ringrazio molto il gruppo sportivo Carabinieri che li ha ospitati nella caserma di Orosi. Ci sarà da lavorare molto per il 2022 e per il 2026, ma credo che ovviamente l'obiettivo che abbiamo con la costruzione e il rifacimento della pista Eugenio Monti qui a Cortina possa rappresentare per il futuro di Cortina, il futuro sportivo, un elemento molto importante, perché Cortina tornerà a essere un hub fondamentale per gli sport invernali, in particolare per il bob e per lo skeleton. Grazie, e quindi se buongiorno si vede al mattino, questo è l'inizio verso questo obiettivo, le prospettive sono comunque molto rosee anche per quanto riguarda la partecipazione, qui vale di capire anche nel futuro tanti atleti giovani che andranno sicuramente a formare un gruppo, quello nazionale, che rappresenterà nei prossimi anni fino alle Olimpiadi il nostro paese, un rinnovato entusiasmo che sicuramente ha regalato questa vittoria della candidatura, c'è molto entusiasmo, si sente, si respira. Io però non amo parlare di rose prospettive nello sport, è uno sport che bisogna lavorare duramente e poi i risultati arrivano, quindi le prospettive sì ci sono le persone, ci sono i ragazzi, ci sono gli uomini, ci sono i corpi militari, però bisogna lavorare moltissimo. Noi abbiamo ben cominciato in questi 2 anni, devo dire che sono felice per 2 elementi. Il primo è nell'ambito dello skeleton, il reclutamento fatto lo scorso anno ha portato a individuare dei ragazzi e delle ragazze di ottima qualità. Nel Bob quest'anno il risultato eccellente, secondo me anche aspettato, di Van Gartner e del suo team che hanno vinto Coppa Europa in Bob a 4. E questo è un altro passaggio che è un inizio, però significa che la testa di questi ragazzi comincia a girare veramente bene e che quindi riescono a concentrarsi sul loro lavoro e a raggiungere dei risultati. Questo è quello che riteniamo importante. Benissimo, grazie Longo, magari a dopo intanto leggiamo anche i tempi, le classifiche delle prime manche per quanto riguarda lo skeleton femminile ladies. In testa appunto c'è Valentina Margaglio delle Fiamme Azzurre con 5.34, questo suo tempo nella prima performance, poi Elena Scarpellini dell'Aeronautica con 5.57, Alessia Crippa dello Sci Club Valle Antigori 5.58, Alessandra Fumagalli con 5.63 del Bobcat Cristallo e poi Sophie Falkensteiner con 6.21 per quanto riguarda appunto le ladies dello skeleton. Spostiamo invece nella categoria uomini a skeleton senior, il migliore nella prima
performance del box del Cortina è stato Pietro Augusto Drovanti, poi Bagnis Amedeo 5.14 e 5.15, quindi un solo centesimo anzi un millesimo di distacco. Poi al terzo posto in questa prima mancia della Città Valle Antigori Gabriele Marechino con 5.19, 5.24 per Schwarzer Manuel e 5.28 per Francesco Pellicani del box per Cristallo e 5.32 Riccardo Possenti del box per Cortina, tempi tutti piuttosto molto vicini che sicuramente nella seconda mancia potranno essere messi in discussione. Prima di iniziare con le seconde manche vi leggiamo anche ovviamente i tempi degli equipaggi del Bob A2, 5.25 per Variola e Accioli delle Fiamme Azzurre, 5.34 per Ughi e Monte dell'Aeronautica Militare, 5.74 Baumgartner d'Alessandro e 5.98 per i giovani Farina e De Arenzis. Anche qui ovviamente tempi molto vicini, tutto può essere messo di nuovo in gioco nella seconda mancia che sta per iniziare, sempre con lo skeleton femminile. Ma da primo piano comunque un po' la patta. Un po' la patta. La prima a scendere per quanto riguarda lo skeleton femminile sarà Sophie Falkensteiner tra pochi minuti sulla pista di Cortina. Quindi l'ordine di partenza della seconda mancia dello skeleton ladies e poi vogliamo elencarvi ora con Sofia Falkensteiner, Alessandra Fumagalli, Alessia Crippa, Elena Scarpellini, Valentina Margaglio, la migliore dopo la prima mancia come performance l'atleta delle Fiamme Azzurre con 5.34. Si partirà con ordine di demerito, diciamo così. Sofia Falkensteiner dovrà rifarsi la prima prova, almeno provarci per andare a ambire un posto sul podio. Ti do giù! Ciao! 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 Salutiamo anche l'atleta del Parabob Flavio Menardi. Ciao Flavio, benvenuto anche a te. Ed è pronta sullo slittino Sophie Falkensteiner che ce la metterà tutta per andare a rosicare secondi importanti, non secondi ma ovviamente storia di centesimi, millesimi, per andare ad ambire un posto sui gradini del podio. È quasi tutto pronto, si corre su appunto centesimi, decimi di secondo. Ogni prestazione può essere veramente condizionata da piccole cose. Vediamo i cronometristi pronti per avere il tempo anche della seconda mancia dello skeleton femminile ladies. Pronta e carica Sophie Falkensteiner, si aggiusta il casco.
la seconda prova di Sophie Falkenstein in successivo tempo di 12,48. A breve anche la seconda mancia di Alessandro Fumagalli. Nel frattempo abbiamo anche il saluto e ringraziamento al sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Buongiorno Gianpietro, ciao. Buongiorno, benvenuto anche tu qui per questa importante manifestazione. Due parole. L'anno scorso, quest'anno ovviamente ci sono delle prospettive assolutamente diverse. Qui il sindaco ti interrompe. Facciamo partire quindi Alessandro Fumagalli. Quindi si ricorda il tempo complessivo della sesta Fumagalli. La partenza la numero 5 Alessia Crippa, velocità per Vali Antigori nella prima mancia, il suo tempo è stato il 5,58. Il 16 il tempo complessivo delle due mancia di Alessia. Atleta della città Vale Antigoi. Seconda miglior prestazione dopo la prima mancia invece per Elena Scarpellini dell'Aeronautica, 5,57 il suo tempo. Vediamo se riuscirà a fare meglio e di insidiare la posizione di Valentina Margaglio. Elena Scarpellini 11-11, cioè un complessivo, siamo giocato ancora in seconda posizione ed ora la prova decisiva, quella di Valentina Margaglio delle Fiamme Azzurre, 5,34 nella prima discesa, nella prima spinta, per essere più corretti. L'atleta delle Fiamme Azzurre ovviamente farà di tutto per mantenere il tempo basso e riuscire a mantenere la prima posizione, che vorrebbe dire anche il territorio dei campionati italiani in spinta di scarico femminile. Tempo di Valentina Margaglio, questo è il tempo migliore i giudici il risultato di questa seconda mancia senior ladies
applausi dei colleghi atleti e allenatori. Per Valentina Margaglio, che fino all'ufficialità che ci daranno a breve sicuramente è la campionessa italiana di spinta di Boba 2. Quindi possiamo dire ufficialmente che Valentina Margaglio del Fiemme Azzurra vince i campionati italiani 2019 di spinta Skeleton Ladies. Complimenti a lei, ma complimenti a tutte le partecipanti. Sofia Falkensteiner, un applauso, grazie da parte del pubblico a Sofia Falkensteiner, Alessandra Fumagalli, Alessia Cribbia e Elena Scarpellini, e ovviamente la campionessa 2019 Valentina Margaglio. Torniamo alla ricerca del sindaco, che prima abbiamo dovuto interrompere bruscamente, ma faccio mea culpa, visto che si stava correndo la gara delle ragazze dello Skeleton. Abbiamo qui Gian Pietro Redina. Innanzitutto buongiorno di nuovo, rifacciamo tutto da capo, buongiorno a tutti di nuovo, benvenuto, e che bello, no? Giusto Gian Pietro? Sì, che bello, eravamo qui anche l'anno scorso, quest'anno ovviamente con una prospettiva assolutamente diversa, e quindi ovviamente Olimpiadi, Milano Cortina 2026, per questo va anche sicuramente il ringraziamento e il riconoscimento a Bob Cortina di aver tenuto duro in questi anni, di averci sempre creduto dopo la chiusura della pista, quindi veramente al Rezzadore, tutto il suo team che con fatica ma veramente con tanta forza hanno portato avanti il movimento del bowling. Tutto questo ovviamente la prospettiva olimpica mette tanta benzina a tutti, abbiamo molto entusiasmo, ci crediamo tanto, quindi poter ospitare una nuova pista di box di Tino Serri con la Cortina, farla diventare, perché la nostra volontà è farla diventare un centro federale di riferimento, ovviamente nazionale e internazionale, ovviamente questo è un sogno che si sta avverando. Eh sì, e proprio come ha detto il sindaco, abbiamo qui proprio anche il presidente del Bob Cortina, Gianfranco Rezzadore, che penso si accoderà alle parole del sindaco di Cortina d'Ampezzo, per soprattutto ai complimenti fatti dal sindaco per aver tenuto duro in questi anni di non attività, anche se l'attività è sempre andata avanti, giusto Gianfranco? Sicuramente sono stati anni durissimi, però il nostro gruppo è sempre andato avanti, il gruppo di volontari segue il nostro team, le nostre attività, insomma è stato un periodo da cui adesso stiamo uscendo e il futuro è veramente una risata. Quindi un po' dallo shock del 2008, della chiusura della pista, adesso dopo 10 anni si torna a respirare quello che è l'odore del bob, l'odore della pista Eugenio Monti, e insomma dalla malinconia un pochino del 2008, comunque vi siete tirati sulle mani, che avete sempre lavorato, e non molto lontano del tempo, qualche giorno fa, anche la pulizia, giusto? La pulizia della pista che si è ripetuta in diverse situazioni per dare sempre comunque lustro a questa importante struttura sportiva di Cortina. Un insieme di cose importanti. Adesso magari diamo spazio un attimo alla gara, perché sennò i ragazzi si raffreddano, dopo ne parliamo magari un po' più. Ci siamo. Skeleton senior maschile in partenza, Riccardo Possenti. 10,62 il tempo complessivo del due manche da Riccardo Possenti. Sicuramente pochi decimi che dividono i 6 atleti partecipanti a questa disciplina dopo la prima mancia. Pronto alla spinta adesso un atleta del Bob Club Cristallo, Francesco Pellicani, 5,28 nella prima prova ufficiale.
10.59 il tempo complessivo, questa atleta dal fisico molto più agile e scattante, questa giorno la prima performance nel secondo torneo, e ribadito in questa sua seconda prova, Francesco Pellicani. Solo 4 decimi dividono a Pellicani dal prossimo concorrente Schwarzer Manuel del club amatoriale Kirchberg. (5:24 nella sua prima manche per Manuel Schwarzer. Il tempo complessivo della prova nei campioni italiani di skeleton maschile di spinta per quanto riguarda il cammino della Sanzi. I complimenti da parte dei tecnici a Manuel Schwarzer, ed ora sulla spinta per quanto riguarda la disciplina dello skeleton maschile, seconda manche, Gabriele Marenchino, terzo dopo la prima manche con 5:19 l'atleta dello Sciclep Valle Antigoli. Vince 36 tempo totale delle due manche dell'atleta della Sciclep Valle Antigoli. Migliorato una decima performance 2 centesimi. Ed ora è dal momento di Amedeo Bagnis del Bobcar Cortina. Bella prova anche di Amedeo Bagnis. Ed ora l'ultimo a scendere e il migliore dopo la prima manche per lo skeleton senior maschile, Augusto Pietro Drovanti, Bobcar Cortina 5:14, quindi si gioca sul filo di lana la vittoria di questo campionato italiano di spinta di skeleton. Si conclude anche la prestazione di Pietro Augusto Drovanti della Bobcar Cortina. A breve avremo i tempi ufficiali da questa seconda manche con il complessivo per completare il vincitore della disciplina di categoria senior maschile.
breve anche i cronometristi ci daranno i tempi complessivi e di conseguenza anche capiremo chi è il campione italiano 2019 di spinta Skeleton qui al stadio De Rigo sulla pista di spinta intitolata dal Verano. Si è conclusa quindi la seconda manche, si è conclusa anche la prova appunto di skeleton maschile e a breve avremo i tempi, i risultati definitivi in questi campionati italiani di spinta di skeleton maschile. Stavamo per concludere con il presidente del Boat Club, poi siamo giustamente interrotti per dare spazio agli atleti. Dicevamo appunto 2008 la chiusura, non vogliamo tornare su quel periodo che penso sia stato un pochino triste e duro da somatizzare, ma poi penso che con la tradizione, con la storia di questo Boat Club, con la forza di tutti i collaboratori, appunto ci è stata subito quasi immediata la volontà di imboccarsi le maniche, anche se il contesto era difficile perché non avendo più una pista, insomma si è continuato a lavorare e alla fine il risultato è arrivato, la soddisfazione c'è e ci saranno ancora in futuro, detto da Franco. Sì, sicuramente una cosa importante è proprio guardare al futuro e il futuro è sicuramente roseo perché il fatto che ci sarà una nuova pista ci dà uno sprone ancora maggiore per andare avanti e per lavorare ancora di più. Come dicevo prima abbiamo un bel gruppo di volontari, di amici che ci danno una mano, perciò ci troviamo, come abbiamo fatto con la pulizia della pista, come la pulizia del pistino, come tutte le cose che stiamo facendo. E un altro settore che a noi ci dà molta soddisfazione è quello del parabob, in cui siamo fortemente impegnati. Abbiamo qui Fabio Bernardi che è il nostro rappresentante di Cortina, abbiamo altri due atleti e abbiamo partecipato a tutti gli studi di Coppa del Mondo e ai mondiali quest'anno, perciò questa è la cosa che dà lustro al nostro club. Grazie Gianfranco. E ci siamo anche per l'ultima prova di questi campionati italiani, la prova che riguarda il Bob A2, gli equipaggi pronti alla partenza Farina De Renzis del Bob Capristallo, 5,98 dopo la prima manche. Corsa, ricordo anche posizione della spinta stata qui dalle 6 delle corsie, ci sarà una sirena e la gara, la prestazione verrà annullata. La seconda prova della giovane Farina De Renzis, 5,98 nella prima mancia, siamo mancia dei due giovani atleti. Si ora la gara alla discesa dalla spinta di Baumgartner ed Alessandro, 5,74 dopo la prima discesa. Buona gara a loro. Voilà! Ok! Allez! Dai! Patrick è un altro 45, tempo complessivo di Baumgartner ed Alessandro.
ricordo questi sono i campionati italiani di spinta di Bob Skeleton Open maschile e femminile organizzati dal Bob Club Cortina in collaborazione ovviamente con la Federazione Italiana Sport Invernali, il Comune di Cortina, la SEAM e il Comitato 2021. Nuova partenza per Ughi Monte, 5.34 la loro prima discesa. E 71 tempo totale finora 37, quindi 37. che va a insidiare sicuramente la posizione finora di proprietà di prima posizione di Variola e Ciori, che con 5.25 hanno corso la manche migliore, la prima manche migliore. Pronti Variola e Accioli, 5.25, fanno di tutto per mantenere la prima posizione della prima manche, anche se la seconda prestazione di Ughi e Monte è stata molto soddisfacente. Acquistata nella prima mancia, acquisita nella prima mancia, due possenti atleti Variola e Accioli. Complimenti a loro, complimenti da parte di tutto lo staff della nazionale, dei club e degli allenatori. Avremo i tempi anche della skeleton maschile, della classifica e così anche degli equipaggi del Pop A2. In attesa dei tempi anche e ovviamente le conseguenti classifiche, anche se abbiamo già capito chi ha vinto nello scheletro maschile e nel Pop 2, abbiamo qui il consigliere regionale Gidoni. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto grazie per l'invito, sarei venuto ugualmente per la passione che mi lega al mondo del Bob. Intanto ringrazio, sentito prima le parole del consigliere Longo, del sindaco, del presidente del Bob Club, e credo che ci ritroviamo tutti qui soprattutto perché legati da una grande passione che è quella del Bob e di vedere il Bob sulla pista di Cortina. Un saluto al presidente Zaia, che sapete come sia stato uno dei grandi artefici di questa candidatura olimpica e poi del successo finale, e ovviamente nel Consiglio Olimpico il ripristino della pista di Cortina credo che sia il tassello principale per quanto riguarda l'Olimpiade nostra in Veneto. A me piace vedere che ci siano ancora tanti atleti, ringrazio ovviamente il Bob Club Cortina per aver tenuto viva la fiamma del Bob e dello scheletro su Cortina, ovviamente, e naturalmente speriamo di rivederci tra qualche anno sulla pista nuova. Si può parlare già di tempi per quanto riguarda la nuova pista o ancora troppo presto? No, un'idea c'è già, un piccolo programma
anche. Certo che dobbiamo aspettare che venga insediato il comitato organizzatore e che cominciamo a lavorare, ma diciamo che sarebbe anche possibile avere la pista aperta un paio di termini prima, anche per far crescere il vivaio, anche per dare la possibilità ai ragazzi di provare la nuova pista. Quello che non dovremmo fare sarà di arrivare con l'acqua alla gola all'ultima stagione delle Olimpiche con la pista, cercheremo di anticipare. No, grazie ingegnere, buona giornata, grazie. Tra 10 minuti avremo il test event qui che conclude questa bellissima giornata che il Bob Club Cortina insieme al Comune di Cortina d'Ampezzo, la federazione ovviamente a tutti i partner collaboratori ha organizzato con un test event di spinta monobob, 10 minuti e poi torneremo in gara, anche se in maniera sperimentale, perché effettivamente i campionati italiani di Bob e Skeleton di Cortina d'Ampezzo 2019 si sono conclusi per quanto riguarda le ragazze dello Skeleton con la vittoria di Valentina Margaglio, e ufficialmente ancora dobbiamo attendere i tempi dello Skeleton maschile e del Bob a 2 degli equipaggi, anche se abbiamo già ovviamente qualche idea di cosa essere il nuovo campione italiano, ma aspettiamo l'ufficialità da parte dei cronometristi che a breve ci daranno i risultati definitivi. Grazie. Nel frattempo abbiamo anche l'uomo con la sirena, sì, giusto, no, vabbè, chitarra. Guarda che facevo ben capire.
Ok,